Possiamo iniziare. Allora, oggi il professor Giancarlo Riccardi, che è un nostro accademico, ma che è direttore del Dipartimento di Scienze della Salute dell'Università di Genova, ecco, è responsabile di organismi estremamente importanti e che ci riguardano direttamente per la salute, e quindi è componente del Comitato Scientifico Permanente del Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, è responsabile scientifico di finanziamenti di ricerca, quindi non fa solo parte clinica applicativa, ma svolge ricerca anche di base in questo settore, ha un gruppo veramente valido con pubblicazioni a livello internazionale. Oggi il professor Riccardi ci parlerà delle vaccinazioni tra passato e futuro, dalla variolizzazione alle innovative piattaforme vaccinali. Ti passo il microfono. Prego. Grazie, grazie. Telecomando vado a recuperarlo. Destro. Sì, ok. Bene, grazie. Buonasera a tutti, anzi ciao, almeno ci conosciamo con tutti voi. Sì, vaccinazione, le vaccinazioni, c'è una premessa, sono oggi, ma anche ieri, un argomento particolarmente divisivo, nonostante si dica spesso che i vaccini sono vittime del loro successo, no? Qua siamo tutti, direi, abbastanza grandi per sapere quello che è stata la poliomielite, qualcuno anche la difterite, non dico il vaiolo, però sicuramente sappiamo, diciamo sempre che dopo la potabilizzazione dell'acqua le vaccinazioni sono l'intervento che hanno sostanzialmente salvato più vite umane. Allora, brevemente, volevo partire però da questa diapositiva, da questa considerazione, no? Perché necessariamente parlando di vaccini, parlando di vaccinazioni, non possiamo dimenticare che ne veniamo da 2 anni e mezzo, quasi 3, di pandemia da SARS-CoV-2 causa di Covid. E se ci pensate, no, all'inizio, quando viene descritto questo virus, che così onestamente mi ricordo che i primi tempi, no, quando si parlava di questo virus, si diceva sì, va bene, è un coronavirus, è della famiglia dei virus del raffreddore, farà come SARS, farà un po' di danno, però poi tutto sommato se ne ritornerà da dove è venuto. E invece purtroppo siamo stati smentiti. E all'inizio eravamo proprio così, non dico con le mani nude, ma sostanzialmente con la possibilità di dire fuggi, vai lontano, ritorna tardi, cerca di essere riconosciuto, no? Poi oggi vanno di moda queste parole all'inglese che ci piace tanto, no? Lockdown e quant'altro, ma poi in effetti la vecchia quarantena e cercare di limitare il più possibile i danni, fino a che, diciamo, sicuramente tutti allora auspicavano vaccino, 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 vaccinazione, vaccinazione, avere un mezzo e cose. E vaccinazioni, se vogliamo, la storia inizia qua col vaiolo, o meglio, la storia, il grosso successo delle vaccinazioni. Il primo è sicuramente questo. Parliamo di un qualcosa che è conosciuto fin dai tempi degli antichi egizi. Qualcuno ricorderà quantomeno queste foto di come il vaiolo poteva essere impattante, ma soprattutto noi parliamo di un qualcosa che nel 1700 sostanzialmente ogni anno provocava circa 400.000 morti in Europa, non faceva distinzione tra reali, popolani e quant'altro, perché anche re sono morti di vaiolo, 1/3 dei casi di cecità. La mortalità tra quelli che si ammalavano, se vogliamo dirla scientificamente, la letalità era tra il 20 e il 60% negli adulti, 80% nei bambini, quindi una malattia veramente devastante. E allora se oggi, no, noi parliamo di eradicazione, come siamo arrivati a questo? Beh, ci siamo arrivati, è chiaro che abbiamo degli obiettivi diversi quando parliamo di vaccinazioni.
Partiamo da quello, se vogliamo, più semplice, il controllo, quindi ridurre i casi di malattia in una popolazione in conseguenza di uno specifico intervento di prevenzione. E questo è stato quello che noi abbiamo sempre voluto fare nei confronti dell'influenza. No, l'influenza non possiamo mai pensare di eliminarla o eradicarla, e è quello che sostanzialmente, quando si dice che abbiamo avuto un difetto di comunicazione all'inizio parlando di SARS-CoV-2, è stato proprio questo, perché pensando che era una malattia respiratoria e pensando che effettivamente i virus come quello dell'influenza non possiamo eliminarli, quando si diceva il vaccino ha il 97% di efficacia, era un dato che veniva da sperimentazione clinica, ma la sperimentazione clinica non è il mondo reale, e tant'è vero che poi dopo ci siamo resi conto che il vaccino doveva avere la funzione di limitare il più possibile i danni. Poi se facciamo un passo avanti è chiaro che possiamo avere progetto, o meglio, scusate, progetto, obiettivo più ambizioso, quello dell'eliminazione, no? Allora non abbiamo più casi clinici, e guardate, uno dei grossi successi che è passato quasi, se vogliamo, sotto traccia è quello della rosolia, no? E guardo Raffaella Giacchino, la professoressa Sigari, no? Quando effettivamente, vi ricordate, casi di rosolia congenica, io mi ricordo quando entro nel 1980, anzi era già l'81, fine 80, appena laureato al vecchio istituto di igiene, c'era proprio, entrando al vecchio istituto di igiene, un ambulatorio dove si vaccinava proprio per prevenire i casi di rosolia congenita alle donne in età fertile. Oggi, guardate, 13 luglio 2023, quindi praticamente ieri, l'Italia ha raggiunto lo stato di eliminazione di rosolia. Anche qua lo dico con un po' di prudenza, perché quando si va con i virus è vero che è tanto che non abbiamo casi di rosolia congenita, è vero che non abbiamo da tanto tempo casi. Ci può stare, se ci pensate, perché la rosolia come virus ha un indice di contagiosità, il famoso R con 0 che ci hanno massacrato nei 3 anni di pandemia. È vero, della rosolia ha un R con 0 che basta l'80-85% di copertura vaccinale per interrompere, un po' come il virus della poliomielite. Quindi ci può stare che in Italia, dopo anni che facciamo vaccinazione morbillo, parotite, rosolia, più recentemente varicelle, si è raggiunto lo stato di eliminazione. Però è chiaro che per essere sicuri di questo dobbiamo continuare a sorvegliare e essere sicuri veramente che sia eliminato. E poi l'obiettivo più ambizioso, che è quello dell'eradicazione, e quindi sostanzialmente la scomparsa dalla faccia della terra in questo caso, l'unico risultato raggiunto è quello del vaiolo di cui si parlava. E l'eradicazione è possibile, ecco perché vi ho detto prima, parlando di influenza, parlando di SARS-CoV-2, cioè di virus che hanno ospiti non solo l'uomo, ma anche altri, diciamo così, serbatoi. È chiaro che l'eradicazione è possibile solo quando l'uomo è sorgente serbatoio, quando l'agente eziologico non è soggetto a variabilità genetica, no? L'influenza lo chiamiamo un virus trasformista perché ogni anno cambia sostanzialmente il suo abito. SARS-CoV-2 ci ha dimostrato anche qua, se voi aveste voglia di andare a vedere gli alberi filogenetici, cioè l'evoluzione che ha avuto, andiamo a vedere il virus cinese, dicendolo in modo politicamente scorretto, ma il ceppo originale, il ceppo Wuhan, rispetto alla variante oggi con una subvariante di nome che si chiama J1N, è un virus completamente diverso nelle sue componenti. Fa sempre parte dei coronavirus, si chiama sempre SARS-CoV-2, però ha talmente una variabilità genetica che la proteina spike ha poco da spartire con quella iniziale. Bisogna avere un vaccino, eccetera, 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 per eradicare. Però del titolo si parlava di variolizzazione, quindi la storia inizia qua. E inizia con quella nobildonna che vedete sulla destra, e quello che ha, diciamo, che tiene per mano suo figlio. Questa donna è veramente stata un esempio nell'ambito, diciamo così, di approccio laico, perché lei non era medico, non era sanitario, non era nulla, e per dirla italiana, lei di Montagu sarebbe la signora Montaguti, ha avuto questa, diciamo così, oggi si direbbe questa missione, questa mission, perché ha visto che
quello che era il processo di varializzazione. C'è un metodo di prevenzione molto molto empirico. Pensate, infettare deliberatamente individui con l'obiettivo di causare forma lieve di malattia conferendo successiva immunità. Perché si era così appassionata a questa tematica? Perché lei aveva avuto un fratello a 20 anni che si ammala di vaiolo e muore. Lei stessa, bellissima donna, ammala di vaiolo, lei che era, scriveva poesie e quant'altro, dice che nessuna opera, nessuna, diciamo, fase artistica le avrebbe restituito quello che il vaiolo le aveva sottratto. E in più, proprio per dimostrare, diciamo, l'efficacia di questa varializzazione, quando ritorna dalla Turchia dov'era al Regno Unito in Inghilterra, per dimostrare la validità di questo, vaccina suo figlio. Poi anche qui c'era un lungo dibattito perché era considerata giustamente una, diciamo, forma molto pericolosa, e allora dopo 3 anni ha vaccinato anche la figlia proprio quando era a Londra per dimostrare la bontà. E anche qua poi c'erano stati i pro e i contro come in tutte le cose. Tuttavia, diciamo, questo processo di varializzazione si è diffuso intorno al XVII secolo verso l'Occidente, e quindi si praticava questa, diciamo, questa forma che verso il 1720 è di Montecarlo. Ma la svolta si ha sicuramente qua con Jenner, che è un po' il papà della vaccinologia, perché alla fine del 1700 ha messo in atto invece una pratica di vaccinazione sicuramente più sicura. Perché cosa avevo osservato? Avevo osservato che le mungitrici, sostanzialmente, venendo a contatto con le pustole del vaiolo vaccino, cioè il vaiolo delle mucche e delle vacche, sostanzialmente erano immuni alla forma umana del vaiolo. Questa intuizione Jenner inocula il fluido prelevato dalle pustole di una mucca malata al figlio di 8 anni di contadini locali, il famoso James Phipps, e successivamente, anche qua è chiaro, comitati etici zero, etica assolutamente zero, pensate oggi improponibile. E guardate, tra l'altro, quando Lady Montagu, quando propagandò la variolizzazione, aveva l'appoggio della famiglia reale, però pensate che la famiglia reale, prima di sottoporre una principessa del Galles, prima di proporre la vaccinazione ai figli, ai nipotini, insomma ai giovani, ai bambini di allora, avevano preso dei detenuti dalle carceri e avevano somministrato allora. Ma è storia abbastanza recente. Sull'epatite B l'hanno fatto quando c'era l'epatite B a lunga incubazione e a breve incubazione negli Stati Uniti, no? Nel senso, per dimostrare che hanno vaccini diversi, parliamo del secolo scorso, che sarà gli anni più o meno 70 del secolo scorso. Allora, dicevo, fa questa prova e poi ecco che l'esperimento scientifico ha fornito la prova che l'infezione con la forma vaccina del vaiolo era lieve per gli esseri umani e conferiva immunità, il vaiolo delle mucche, al vaiolo umano. Da qui il termine vaccino e vaccinazione, appunto, come riconoscimento dell'origine animale della pratica. Qua poi ci sono tutte, diciamo, le cose. E addirittura, vedete, questo è il primo documento ufficiale, diciamo italiano, ma eravamo, vedete, 1804, quindi eravamo in una fase in cui l'Italia non era ancora l'Italia unita, però vedete, la prevenzione del vaiolo dalla mobilitazione sociale alla sanità pubblica. A vostra altezza imperiale, no? L'impero austro-ungarico consacra questo libro, Inoculazione del vaccino, cioè del mezzo sicuro di preservare l'umana specie dal vaiolo, di una scoperta, eccetera, eccetera. Qui siamo Luigi Sacco, uno dei papà della sanità pubblica 1800. La strada è stata lunga, ma voi pensate quello che abbiamo visto dal 1798 da Jenner fino praticamente al 2010, tutta una serie di vaccini che si sono resi disponibili con varie, diciamo così, possibilità. E queste sono
le pietre miliari dell'introduzione della vaccinazione. Abbiamo detto 1798 il vaiolo, 1885 la rabbia, via via, fino ad arrivare al 2009 con il vaccino contro il virus pandemico H1N1, passando gli anni 30 del secolo scorso alla coltivazione di virus nelle uova, negli anni 40-50 le tecniche di coltura cellulare e quant'altro, per arrivare poi più vicino ai giorni nostri, abbiamo detto 2021, con il SARS-CoV-2, e quindi abbiamo tutta una serie di vaccini. Ecco perché oggi si parla di vaccinologia, una scienza estremamente complessa, perché non è tanto la vaccinazione. La vaccinazione non è considerata neanche un atto medico, è considerata un atto, diciamo così, sanitario, il punturologo, come dico io. Però poi abbiamo tutto quello che sottende dietro, come per qualunque farmaco: precauzioni, controindicazioni, indicazioni, rapporto rischi-benefici e quant'altro. Allora dicevo, abbiamo vaccini virali, vaccini a particelle similvirali, vaccini con vettore virale, DNA, mRNA, polisaccharidici o polisaccharidici coniugati, vaccini tossoidi, vaccini a batteri interi. E chiaramente Jenner nel 1798 ha aperto davvero un'autostrada, si direbbe oggi, perché guardate, nel secolo successivo Louis Pasteur scoprì che il midollo spinale di conigli inoculati sperimentalmente col virus della rabbia, dopo 15 giorni di investigazione non era più infettivo. E allora il 6 luglio, anche qua, sempre in modo molto empirico, vedete, questo bimbo di 9 anni attaccato dal cane che aveva la rabbia 2 giorni prima va presso il laboratorio di Pasteur e riceve una serie di vaccinazioni con sospensione di midollo spinale di coniglio essiccato. Meisfer, questo bimbetto, non ha sviluppato i sintomi della rabbia e si è ripreso completamente. E questa tecnica inventata da Pasteur è stata essenziale per sviluppare i vaccini contro rabbia, colera, varicella e carbonchio. Louis Pasteur, che era il cugino di Edoardo Pasteur, Dadin Pasteur, che è stato tantissimi anni qua a Genova, è stato presidente di una squadra di calcio di Genova, e a quei tempi potete immaginare che ce n'era solo una, e ogni tanto raccontava, diciamo così, di questi episodi e di queste, diciamo, grado di parentela che aveva con Louis Pasteur. Andiamo avanti, Ramon, disattivazione delle tossine batteriche, e qua praticamente arriviamo a quelle che sono le anatossine, e sostanzialmente vedete, trattandole con formole, allora antidifterite, antitetano, ancora oggi i vaccini antitetanico e antidifterico sono basati su anatossine, cioè le tossine che, private del loro potere tossico, ma mantengono il potere antigenico. E poi andiamo avanti, l'uccisione, che cosa è il vaccino di Salk contro la poliomielite. Abbiamo un'ulteriore pietra miliare che è questa, Tyler, i vaccini vivi e attenuati, la capacità da parte di questo scienziato di attenuare il virus della febbre gialla passandolo in embrioni di topo e di pollo. Il virus cresceva in cellule non umane, manteneva il proprio potere antigenico, viveva, però era meno capace di provocare, no, il virus vivente ed attenuato. E quindi vedete nel 51 Tyler prende il premio Nobel per la fisiologia della medicina proprio in funzione di questo, di questa scoperta. E guardate quello che poi ha aperto la strada: vaccini come morbillo, parotite, rosolia, varicella, oggi più recentemente i rotavirus. E ancora, e qua facciamo un salto veramente in avanti, siamo giusto appunto ai tempi nostri, inizio degli anni '80, la tecnica del DNA ricombinante, quando sostanzialmente si capisce come era possibile, diciamo così, far produrre delle proteine grazie a queste tecniche di DNA ricombinante, facendoli esprimere sul lievito di birra, il Saccharomyces cerevisiae. Ancora oggi il vaccino contro l'epatite B che utilizziamo è quello che utilizziamo dal 1986-87, quando il vaccino a DNA ricombinante prodotto, la KBSG, la proteina di superficie dell'epatite B, prodotta in lievito di birra. Poi oggi abbiamo vaccini ancora più recenti, ad esempio quello
vaccino contro il papillomavirus, uno dei primo vaccino in assoluto, se vogliamo, contro tumori. E non si parla mai abbastanza di un ricercatore italiano, questo è Rino Rappuoli, che è praticamente il papà della reverse vaccinology e del meningococco di tipo B. Qua vedete siamo già nel XXI secolo, no? Noi avevamo già vaccini contro il meningococco di tipo A, di tipo C, di tipo W, sierotipo Y. Il meningococco di tipo B non si poteva sfruttare quello che conoscevamo per gli altri meningococchi proprio per le caratteristiche che aveva, diciamo, il meningococco di tipo B. E allora questo signore qua, con una pazienza certosina, ha praticamente messo a punto questa vaccinologia inversa, che è una tecnica estremamente complessa. Analisi di sequenza genomica, selezionare gli antigeni, clonarli, esprimere i suoi Escherichia coli, guardare la risposta immunologica se c'è da protezione sull'animale da esperimento, definire la composizione vaccinale, fare poi gli studi di tipo clinico e arrivare poi alla fine al vaccino di fase 4. E guardate l'approccio genomico che ha avuto all'inizio sul meningococco B, potenzialmente ha dovuto sequenziare tutto il genoma del meningococco di tipo B, ha selezionato 600 potenziali geni che codificavano per altrettante proteine, che potevano essere quelle che stimolavano gli anticorpi proteggenti, fino ad arrivare poi a trovare, vedete, gli antigeni migliori, che sintetizzato così si dice, vabbè, semplice, ma voi pensate cosa c'è stato dietro di anni e anni di lavoro in ambito di laboratorio. E come vi dicevo, i vaccini sicuramente hanno dimostrato di davvero salvare tantissime vite umane, e lì li vedete dall'inizio degli anni '80, quando avevamo coperture per il morbillo, per le difterite, tetano, polio, epatite B a livello globale mondiale, del 20%, oggi siamo ben sopra l'80%. Poi via via i vaccini più recenti, quello viola è l'epatite B, e vedete che anche oggi siamo lì, poi l'emofilo influenza tipo B, la seconda dose di morbillo. Più recentemente questi sono vaccini, vedete, più recenti, rotavirus e pneumococco, e qua a livello globale le coperture sono ancora, diciamo, insufficienti. Pensate che ancora oggi per infezione da rotavirus, una gastroenterite che in Italia può provocare forse 1, 2, 3 morti all'anno, al mondo provoca ancora nei bambini al di sotto dei 5 anni fra i 300 e i 320.000 morti nei primi 5 anni di vita. Quindi, e non è legato alla potabilizzazione dell'acqua, cioè il rotavirus è un virus molto democratico, si trasmette ugualmente. E chiaramente non sono stati solo i vaccini, no? Siamo tutti d'accordo, potabilizzazione dell'acqua, organizzazione del sistema sanitario, i sulfamidici prima, la penicillina poi, la catena del freddo, il programma di vaccinazione. Però se voi guardate qua, è chiaro che abbiamo tutti questi interventi, ma se voi guardate questo rettangolino qua dal 55 al 75, quindi anni 60-80, avevamo avuto sì il boom economico, in Italia parlo, però nonostante buone condizioni igieniche, però ancora molti decessi per malattie infettive. 1400 decessi nel 1961 per patologie prevenibili, vedi poliomielite eccetera. Eravamo ancora a 400 decessi negli anni 70 e a 100 decessi nell'81. Poi qua con il benessere economico ma elevate coperture vaccinali, vedete, siamo arrivati ad azzerare quasi completamente la mortalità. Ah, scusate, parliamo ovviamente di mortalità infantile. E questi sono i dati, ora non mi soffermo su questo, però dicevamo la difterite sostanzialmente, vedete, dagli anni 80, ce la siamo dimenticata, la polio, siamo considerati polio free, però sono ancora da eradicare, e tanto è vero che abbiamo
vedete lassù in cima, dove ci sono quei pallini rossi, Afghanistan e Pakistan, abbiamo ancora casi di poliomielite da virus selvaggio. Poi c'è tutta una condizione nell'Africa subsahariana, ma poi se volete, se mai avete curiosità, ci ritorniamo. Quello che è importante, dicevamo, è alla fine l'impatto che hanno avuto le vaccinazioni. Voi vedete il numero di morti evitate per difterite tra il 1939, anno in cui è diventata obbligatoria la vaccinazione contro la difterite. Poi potete capire che con l'avvento della seconda guerra mondiale di fatto la vaccinazione è arrivata dopo, negli anni 50, però vedete 27.000 morti evitate di difterite, il tetano 35.000 morti circa, la poliomielite quasi 11.000 morti evitate grazie alla vaccinazione. Oggi abbiamo fatto un passo in avanti. Oggi il concetto di salute è quello che gli anglosassoni chiamano One Health, cioè una salute unica. Non possiamo prescindere, ce lo diciamo tutti i giorni, da quello che è l'uomo, da quello che sono gli animali, ma da quello che è anche l'ambiente. Allora sicuramente se noi non andiamo ad agire su questa triade non riusciamo a educare e a promuovere la salute e quindi provochiamo diseguaglianze sociali e quant'altro. E perché prima vi parlavo di vaccinologia? Guardate, questa è un po' la galassia di tutti i vaccini che abbiamo a disposizione, no? Ho messo in nero quelli più recenti, RSV, virus respiratorio sinciziale, causa di mortalità elevata e soprattutto di burden, di peso di malattia nei bambini molto piccoli, la bronchiolite, ma non solo la bronchiolite, e nel soggetto con più di 65 anni, complicanze, soprattutto polmoniti, patologie del basso tratto respiratorio. Monkeypox, vi ho detto vaiolo eradicato, quello è il vaiolo delle scimmie, il virus del vaiolo delle scimmie, il quale è capace di fare il salto di specie, adattarsi all'uomo non benissimo, però provocare casi, e qui abbiamo avuto un'epidemia, o meglio, focolai epidemici, soprattutto in maschi che facevano sesso con altri maschi. Covid-19, la dengue, notizie di questi giorni e quant'altro, però voi guardate quanto è ampio il pannello dei vaccini che abbiamo. E in Italia dove siamo? Siamo qua. Piano nazionale prevenzione vaccinale 23-25, calendario nazionale vaccinale aggiornato al 21 marzo 2023 con tutta una serie di obiettivi che riprendono questa agenda della vaccinazione e dell'immunizzazione del 2030, che è una strategia globale perché nessuno resti indietro. Un mondo in cui tutti ad ogni età traggano pieno beneficio dai vaccini per vivere bene e in buona salute. Poi lì sono tutta una serie di obiettivi e questo è il calendario che abbiamo delle vaccinazioni in Italia, non più un calendario solo per i bambini, un calendario, vedete, praticamente calendario della vita, e un calendario dal punto di vista teorico, direi, se non quello migliore, uno dei migliori in assoluto che ci possono essere al mondo, e parlando ovviamente di paesi ad elevato reddito come appunto è l'Italia. Eppure, nonostante questo, le vaccinazioni non riusciamo a raggiungere coperture adeguate. Ho messo la freccia sul papillomavirus. Perché? Perché è un vaccino a cui hanno diritto qua, vedete, al compimento dell'11° anno, quindi quando si entra nel 12° anno di vita, maschi e femmine. E guardate, il vaccino che abbiamo oggi, si può dire il nome commerciale, qua non abbiamo problemi di educazione continua e medicina, si chiama Gardasil 9, cioè contiene 9 particelle similvirali di papilloma. Ebbene, quelle 9 particelle similvirali sono in grado di prevenire 9 tumori anogenitali su 10. Il cancro del collo dell'utero, no? Il tumore della cervice uterina, tumore anale, tumore vulvare, tumore vaginale, lesioni di elevato grado, no? C2, C3 quando si fa il pap test, e addirittura il 90% dei condilomi genitali. Ebbene, nonostante questo, guardate, questo è vero che c'è stata la pandemia, però guardate la copertura, no? Abbiamo detto le dodicenni, Corte 2010
alla fine del 2022 erano le dodicenni. Guardate la copertura 39%, cioè vuol dire che sulle circa 200.000 dodicenni italiane ne sono state vaccinate 4 su 10, 39%. Sui maschi ancora meno, 32%. Se andiamo a vedere la corte del 2009, quindi quelle che diceva, vabbè, ci sarà un po' di ritardo, magari poi si recupera dopo. Guardate, corte 2009 a 13 anni, quindi quando hanno fatto alla fine del 2022, 56%, i maschi 46%. Quindi paradossalmente noi abbiamo un vaccino anticancro in offerta attiva e gratuita, perché tutto quello che avete visto in quel calendario suddiviso per fascia d'età è in offerta attiva e gratuita, quindi un diritto, eppure nonostante quello, questi sono i dati ultimi ufficiali scaricabili dal Ministero, dal sito del Ministero della Salute. Vi porto tutti dati ufficiali. E quindi veramente c'è da essere scontenti di questo. Tanto è vero che il Ministero della Salute dice cerchiamo di correre ai ripari. È vero, c'è stata la pandemia, ci sono stati sicuramente dei problemi. Allora come possiamo fare? L'obiettivo della campagna: sensibilizziamo la popolazione, cerchiamo di raggiungere e allora cerchiamo di agire sull'esitanza vaccinale. E questa l'ho messa proprio apposta perché guardate al primo posto, a parte esitanza vaccinale, ritardo nell'aderire o rifiutare la vaccinazione. Quindi qua non parliamo di Novax, non parliamo di quelli che sono dogmaticamente contrari alle vaccinazioni, che si possono rispettare, non rispettare, si può parlare, discutere, eccetera. No, qua parliamo di persone che sono pigre, no? Se vogliamo pigrizia vaccinale. Il ruolo del medico di riferimento, no? Cominciamo a fare autocritica tra noi operatori sanitari. Scarse conoscenze, raccomandazioni errate, sovrastima delle incertezze dei genitori e discordanza delle informazioni, no? Cioè se io vado a chiedere, io genitore, vado a chiedere al medico e il medico dice ma, no? Chiaramente non c'è verso che convinciamo. Poi il ruolo dei genitori, scarse conoscenze, scarsa consapevolezza. Poi avremo tutti i problemi. Noi italiani siamo bravissimi nell'emergenza, no? Sulla vaccinazione anti-Covid a livello europeo siamo stati tra quelli che abbiamo raggiunto con le due vaccinazioni cicloprimarie i livelli di copertura più alti, perché in emergenza no, siamo un popolo che ci siamo, ma sulla normalità gli aspetti organizzativi, mancanza di tempo per parlare di vaccinazioni, medici di medicina in generale, pediatri che non sono collegati con l'anagrafe vaccinale. Anche qua, se ci pensate, arriva il Covid, nell'arco di un mese tutti erano in grado di comunicare i dati a un'anagrafe vaccinale nazionale. Oggi, su tutti gli altri vaccini, non abbiamo un'anagrafe nazionale vaccinale. Soggetti difficili da raggiungere, poi vabbè, criticità legata al vaccino. Però questo per dirvi, in primis, noi operatori sanitari, e mi porto un pochino più avanti perché si diceva anche però abbiamo il futuro. Allora il presente ve l'ho fatto vedere, prima parlavo con Mario, si parlava anche del morbillo, cioè esempi ne potremmo fare tanti. Avevo fatto quello del papilloma semplicemente perché risulta davvero difficile, no, parlando di un vaccino anticancro. Ah, scusate, non vi ho fatto vedere i dati, ma tanto per darvi un'idea, nonostante il pap test o l'HPV-DNA, nonostante lo screening, ogni anno in Italia vengono diagnosticati circa 2.500, l'ultimo anno 2.367 nuovi casi di cancro del collo dell'utero. È vero che qualcuno dice, ma tanti sono in donne migranti che vengono da paesi ad elevata endemia. È vero, però in mezzo ci sono anche donne italiane che non hanno mai fatto il pap test e che la sopravvivenza a 5 anni è del 93%, il che vuol dire che di quelle 2.500 donne, però dopo 5 anni 250 sono morte. Per non dirvi che ne muoiono più della metà di quelle che hanno il cancro della vulva, il cancro della vagina
e anche del tumore della zona testa-collo addirittura a 5 anni la mortalità è intorno al 70%. Questo per dirvi, quindi sembra veramente assurdo. Ho fatto esempio papilloma, si parlava di morbillo, potremmo parlare di tante altre vaccinazioni. Però dicevamo, guardiamo avanti perché comunque il mondo della ricerca va avanti e sicuramente la vaccinologia nel 2020, applicando nuove scienze a una vecchia disciplina, no? Siamo partiti col 1798, abbiamo tanti approcci e quello più conosciuto oggi è questo, le piattaforme e soprattutto la piattaforma a mRNA. Poi abbiamo le nanoparticelle, abbiamo tantissime cose. E questo è quello che abbiamo imparato soprattutto dalla mRNA, dalla, diciamo così, pandemia. È uscito, se vogliamo vedere un lato positivo, il fatto che queste ricerche sull'mRNA hanno avuto veramente un'accelerazione notevolissima e però, siccome spesso ci sentiamo dire è una tecnologia nuova, è vero, il vaccino è arrivato sostanzialmente nel 2020, però se voi andate a vedere è dagli anni 60 che si fanno studi sull'mRNA, no? Prima si diceva che poi c'è stata una mancanza di fondi, c'era l'mRNA che era molto reattogeno e molto labile, per cui insomma chi poi ha fatto queste scoperte ha vinto il premio Nobel, però su come utilizzarlo. E addirittura Raffaella sicuramente se lo ricorda, quando scoppia la pandemia da virus dell'AIDS, si dice l'mRNA potrebbe essere un vaccino, cioè il vaccino anti-AIDS mRNA potrebbe essere una di quelle cose. Quindi voglio dire, è una storia veramente, veramente che parte dagli anni 60. Poi certo l'accelerazione c'è stata perché di fronte a una pandemia, non avendo nessun vaccino, è chiaro che era importante averlo. E vedete, si parte negli anni 90 con un'idea di vaccini a mRNA che però prima del 2013 non c'è stato nessun tipo di successo. Finalmente, perché nel 2013 c'è questa svolta? Perché sì, l'mRNA, tanto somministrato così come era nudo, era molto reattogeno, cioè aveva molti effetti collaterali e soprattutto era facilmente degradato. Hanno capito che ci poteva essere tanto cambiando uno di quei 5 mattoncini che fa, scusate, 4 mattoncini, mi bocciano all'esame, dell'RNA, no, cambiando l'uracile in pseudouracile, si sono resi conto che l'mRNA diventava più stabile. E in più quella sigla LNP sta per nanoparticelle lipidiche, praticamente proteggendo, facendo un vestito a questo mRNA con queste nanoparticelle, si è riuscito ad avere il successo e un approccio di possibile utilizzo di questi vaccini. E poi, vabbè, qua adesso non sto a scendere nei particolari sulle caratteristiche chiave della piattaforma mRNA, però sapete tutti sostanzialmente quello che è il processo. Si parte dal DNA o dall'RNA del virus, l'mRNA che viene praticamente l'mRNA ribosomale, intracellulare, eccetera, eccetera, decodificato, eccetera, eccetera, eccetera. Ma dicevamo, ci sono tutte ovviamente delle informazioni, è importante questa nanoparticella, abbiamo detto, che protegge di tipo lipidico. Io dico genericamente nanoparticella, anche qua, se volete andare un po' ad approfondire, perché il vaccino Moderna rispetto al vaccino Pfizer è molto più immunogeno e se ne somministra una dose molto minore, perché i ricercatori di Moderna hanno delle nanoparticelle che sono decisamente più, diciamo così, adiuvanti e quindi basta meno mRNA per dare risposte maggiori, ad esempio. Ora poi anche qua si aprirebbe, diciamo, un capitolo. E comunque sappiamo quello che poi avveniva con la somministrazione di questi vaccini mRNA per il Covid e la risposta con le cellule presentanti l'antigene che vedendo questo mRNA decodificato, che
il messaggio che portava era quello di far produrre la proteina spike, cioè la proteina che poi dava le cose. Perché un grosso vantaggio? Beh, perché guardate che queste piattaforme, così adesso sintetizzo, ma possono andare da piccolissimi, diciamo così, piattaforme che producono poche quasi personalizzate fino a manifatture di tipo commerciale. No? Perché oggi sentiamo parlare tanto di medicina di precisione, farmaci di precisione e quant'altro? Proprio perché con questi approcci qua ci sarà quasi una medicina personalizzata nel giro di poco tempo, e sicuramente le piattaforme mRNA ci possono aiutare. Oggi si parla di vaccini anticancro, si parla di vaccini a mRNA anticancro semplicemente perché si sfrutta l'mRNA per andare, diciamo così, a colpire determinate cellule. E tanto per darvi un'idea, questo è la pipeline, cioè quello che hanno in progettazione. Questa è Moderna, vaccini per malattie infettive contro malattie latenti, citomegalo, mRNA 1647. Su quello partecipiamo anche noi al trial multicentrico. Abbiamo arruolato qui a Genova una decina di ragazze perché il citomegalovirus si vaccinano queste ragazze perché c'è la possibilità della trasmissione della cecità e quant'altro, no? Il complesso TORC, toxoplasmode citomegalo, proprio per quello. E dicevo, e questo vaccino mRNA ha le stesse caratteristiche di quello del Covid, solo che l'mRNA invece che di codificare per la proteina spike codifica per una delle proteine, per un paio di proteine del megalovirus. E in Italia non abbiamo arruolato tantissimo, qui a Genova, ho detto una decina, abbiamo screenato 180 ragazze in età fertile, soprattutto più giovani, ma l'85% avevano già gli anticorpi, perché è una patologia talmente ubiquitaria per cui erano già venuti a contatto con il virus. Difatti è un trial che sta andando avanti per 3-4 anni proprio per la difficoltà di trovare soggetti suscettibili. Epstein-Barr virus, ok, anche questo fa parte della famiglia degli herpes. L'herpes simplex, anche questo, sono tutti vaccini mRNA. Questi sono vaccini per la salute pubblica. No? Oggi si parla tanto di arbovirosi, di dengue, ma il vaccino contro lo Zika, il monkeypox, l'abbiamo detto, e il Nipah, che è un altro virus abbastanza cattivo. Questi sono di nuovo vaccini invece più, se vogliamo, in modo improprio chiamati vaccini terapeutici, cioè praticamente per sostanze che possono essere secrete e aiutare nella lotta. E questi sono vaccini, diciamo, contro il cancro e anche qua. Questa invece è la pipeline, quella era di Moderna, questa è di Pfizer. Vi ho portato questi due esempi perché sono le due aziende che sono più avanti sugli studi mRNA. Tutti quelli che vedete in alto con la colonna registration viola sono tutti vaccini praticamente approvati, compreso quel vaccino Abrisvo, che è un vaccino contro il virus respiratorio sinciziale. E poi vedete ce n'è uno in stadio molto avanzato, che è questo, che è un vaccino praticamente multipotente contro tutti i tipi di meningococco A, B, C, W, Y, e quelli in alto invece sono tutti vaccini contro il Covid-19. E sotto invece, guardate, abbiamo già vaccini in fase avanzata di sperimentazione, no? Fase 3 vuol dire che siamo già a migliaia di soggetti arruolati, poi abbiamo qualche fase 2 e ancora dei fase 1. In fase 1, ad esempio, vaccino combinato Covid e influenza, sinciziale influenza, varicella, questo qua contro il gruppo B dello streptococco. Qua dovremmo partecipare allo studio di fase 3 anche noi qui a Genova come università, e io direi che mi fermo qua, nel senso mi pare che fosse proprio l'ultima. Ecco, avevo lasciato questa, nel senso che abbiamo parlato tanto di, diciamo così, consapevolezza delle vaccinazioni, abbiamo visto quanti vaccini abbiamo in offerta attiva gratuita, abbiamo visto che c'è l'esitanza, e però diciamo non confondiamo uguaglianza e equità, che non sono sinonimi. A tutti lo stesso, ma a ciascuno
il suo, no? Se vi dicessi dei vaccini contro l'influenza, è chiaro che in un'aula come questa dobbiamo fare tutti i vaccini potenziati perché siamo tutti diversamente giovani. Se fossimo, diciamo, in una scuola potremmo parlare invece di vaccini viventi ed attenuati contro l'influenza. Quindi a tutti lo stesso, a ciascuno il suo, però garantiamo che tutti abbiano veramente la possibilità di accedere alle vaccinazioni che sicuramente migliorano lo stato di salute. Questa era l'ultima e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie, grazie Giancarlo per questa interessante rassegna in parte storica, che però ha messo in evidenza come recentemente diciamo, gli studi sui vaccini e sulle varie tipologie di vaccini sono aumentati e soprattutto in seguito alla pandemia del Covid. Però quella cosa che preoccupa, almeno che mi preoccupa guardando quei dati, è che c'è comunque una non rispondenza delle persone, soprattutto per determinati tipi di patologie che potrebbero essere, diciamo così, colpite, fermate con vaccini che abbiamo a disposizione. Lascio lo spazio alle domande. Sì, prego. È chiaro che la non rispondenza di cui parlavi tu fa parte del concetto di prevenzione, che è un concetto abbastanza modesto, ecco. La mia domanda però è: grazie perché era tutto molto chiaro come sempre. Ma se hai un attimo di tempo, qual è esattamente la funzione delle nanoparticelle che stanno intorno all'mRNA? Grazie. Cioè, lo puoi accendere? Sì. Come funziona? Sì. Allora, in realtà, adesso ho la diapositiva sul computer, ma no. Allora, in realtà non si sa bene quale sia il meccanismo, anzi si pensa a diversi meccanismi. Si dice che vanno a stimolare sia l'immunità innata, quindi i cosiddetti Toll-like receptor, e quindi una sorta di risposta contro tutto, sia invece, diciamo così, percorsi più specifici nell'ambito del sistema immunitario. Quindi viene chiamato in gioco sia le cellule natural killer, sia le cellule che mediano la memoria immunologica, sia i linfociti CD4, sia la cascata citochinica. Quindi effettivamente ci sono parecchi studi, di cui uno da cui ho preso questa diapositiva proprio, che fa vedere le 7-8 possibili vie che hanno. Il concetto è quello del vecchio adiuvante di Freund, se ci pensate, cioè si è visto che un qualcosa di grasso, di lipidico, quando si parla di nanoparticelle lipidiche, vanno a aiutare diciamo quella che è la risposta, e quindi in questa molto simile funzione ai liposomi, no? Quindi c'è molto una simile. facilitazione all'entrata dell'RNA senza così proteggendolo da degradazione. È chiaro che lì si gioca con le membrane. Ma pensa, certo, pensa che ad esempio ci sono dei vaccini tipo, parliamo del vaccino anti-zoster, quello ricombinante, no? Shingrix, tanto per non fare il nome commerciale. Questo vaccino ha una proteina ricombinante della parte più esterna, diciamo, dello zoster, ma quello che gioca un ruolo importantissimo, nel senso che c'è una risposta praticamente del 100%, è l'adiuvante, che viene definito un sistema adiuvante, perché gli hanno messo insieme una classica, diciamo, parte tipo liposoma, poi però ci hanno messo dentro una saponina, quindi tutte sostanze naturali che vanno praticamente aumentano la presentazione dell'antigene, e di conseguenza ecco perché aumentando la presentazione aumentano tutti quelli che sono i canali. Quindi, Grazie. prego. Ci sono altre domande? Altre curiosità? No?
La cosa che a me preoccupa di più di quello che hai detto è, non so, vabbè, diciamo, le persone non rispondono molto alle vaccinazioni, i giovani, ma anche mi sembra, scusa, la classe medica è poco preparata, a stimolare la Certo. gente e chi è i ragazzi, le ragazze, no? Papillomavirus, eccetera, però, come No. dicevi tu, Io- magari ci sono dei medici che dicono sì, vabbè, però forse, non lo so. No, no, hai centrato assolutamente il problema, nel senso che il nemico ce l'abbiamo in casa. Nemico, dico tra virgolette, ovviamente, è proprio così. Medici, io dico operatori sanitari in generale, il medico, gli infermieri, insomma, chi più ne ha, più ne metta. Ma basta che pensiate alle coperture vaccinali che abbiamo negli operatori sanitari per l'influenza. No? Cioè noi spingiamo tanto che dovremmo vaccinare più del 75% di quelli che possono avere complicanze e poi quando vado all'ospedale San Martino dove lavoro nella parte assistenziale abbiamo coperture, siamo 4.000 dipendenti di cui ci sono gli amministrativi, però diciamo la maggior parte siamo infermieri, fisioterapisti, medici e quant'altro, lì le coperture sono intorno al 22-23%, cioè neanche 1 su 4. Allora voi capite, Mario, vi faccio, prima si parlava con Mario del morbillo. Allora, vita vissuta, no? Terapia intensiva, dove ricoverano i bambini, i neonatini prematuri al padiglione 1, padiglione 2 del San Martino e operatori sanitari, le mamme andavano tutti i giorni da questi bambini e una di queste mamme, mentre diciamo così, si ammala di morbillo. Mala di morbillo, quindi, oddio, tutti i bambini, quasi tutti ovviamente erano neonati comunque da madre che aveva passato gli anticorpi, ovviamente il medico competente, perché lì parliamo di medico del lavoro, chiama tutti i colleghi e le colleghe che afferiscano a quel centro e dice chi voleva fare il test, chi non lo voleva, e abbiamo trovato 3 o 4 operatrici, operatori sanitari che afferivano in quel reparto che erano negativi. Chiaramente ho detto, meglio che ti vaccini, anche perché la mamma è un conto, ma se tu che fai assistenza, domani ti arriva il bambinello prematuro, non se n'è vaccinato uno di quei 4, nessuno si è voluto vaccinare perché no, ma la paura, questo e quest'altro, questo per dire, quindi e non c'è nulla di obbligatorio. Ma allora ancora una domanda. Hai approfondito i motivi psicologici contro il vaccino? Perché un'iniezione di qualcosa di molto strano me la becco tranquilla, ma il vaccino no? Perché quando uno sta male fa qualunque cosa, pensate, no? Al mal di denti, quando poi è passato dal dentista ci posso andare anche fra una settimana. Allora il vaccino sostanzialmente, se ci pensi, lo fai prima che accada un qualcosa e allora effettivamente è estremamente difficile, dici, ma io sto bene, perché devo? Poi ci sono le false diciamo convinzioni, ancora oggi quel famoso lavoro che poi è stato ritirato dall'Lancet, visto che parliamo di vaccino antimorbillo, è stato ritirato dall'Lancet, ma questo diciamo dico medico perché è stato radiato in Inghilterra, ma esercita negli Stati Uniti, aveva taroccato, come si dice oggi, 12 casi continui dicendo che il vaccino contro l'ombriglio faceva venire l'autismo e ancora oggi c'è la convinzione che quindi voglio dire, sono quelle cose, no, lo sentiamo spesso oggi poi nell'era dei social, nell'era di cose, a forza di dire una notizia ripresa, taglia e incolla, taglia e incolla, taglia e incolla, a un certo punto quella notizia, anche se è falsa all'inizio, poi diventa vera. Vi ricordate l'esempio di quando avevano provato a fare quella bufala che avevano lanciato la notizia che il prete
era stato praticamente fermato dai vigili, gli aveva ritirato la patente perché risultava col tasso alcolico elevato, e il motivo era quello che, avendo detto messa in 4-5 mesi a forza di bere dal calice, cosa. Ripresa anche da giornali nazionali, poi si è scoperto che in realtà era una bufala che qualcuno aveva lanciato per far vedere come copia e incolla, la notizia poi era diventata vera. Era passata anche su TG5, no, non perché TG sia TG5, ma per dire. Quindi purtroppo è così. Professor Marchi. Io volevo fare un'osservazione diversa. Mi sono occupato in parte della mia vita di ricerca a studiare la nicotina e il fumo. Quando a un certo punto si è verificata la stessa cosa, noi avevamo una percentuale di fumatori in Italia intorno al 21-22%, quella che è attualmente, ma i medici rientrano perfettamente in questa categoria, quindi a un certo punto non possiamo distinguere tra la media generale, e uno si chiede ma come mai, eccetera. E quindi non c'è una risposta a questo, come probabilmente non c'è una risposta a quello di cui si parlava prima. Scusa l'introduzione, No, più o meno è lo stesso. Mario, fate quello che dico ma non quello che faccio. Io ricordo molto bene l'importante chirurgo, non faccio il nome, il quale arrivava a lezione arrotolando la sigaretta e dicendo il fumo fa male, e poi procedeva. Un sigaro più che una sigaretta. Chiedo scusa, qual è la possibilità di rendere alcune di queste vaccinazioni obbligatorie? Così, perché mi pare che questo è il punto. Certo. Ma allora, ti do un'opinione mia personale, che è opinione, poi siamo tra amici, tra colleghi e colleghe, si può dire. Io personalmente ritengo sulle vaccinazioni che definirne l'obbligatorietà sia una sconfitta, perché vuol dire che, no, non noi, ma in generale, lo Stato, adesso non saprei dire chi, non ha riuscito a far passare il messaggio dell'importanza. Vi ricordate quando eravamo noi bambini, ma a un certo punto arrivavano a scuola, ci davano lo zuccherino con sopra le goccine dove c'era cioè i nostri genitori erano ben contenti che ci fosse un qualcosa che andava incontro a salvare, tra virgolette, no? La polio paralitica, insomma, chi più ne ha più ne metta. Quindi, diciamo, oggi sicuramente questo concetto dello Stato che si fa garante di un qualcosa è un pochino meno. L'obbligatorietà l'abbiamo vista col vaccino anti-Covid. Io non so se avevo la fortuna o la sfortuna di essere, diciamo, la persona a cui tramite una casella di posta elettronica certificata e dedicata ricevevo tutte le richieste di no, c'erano quelle da controindicazione che ovviamente passavano, ma diciamo i casi di secondo livello, definiamoli così, no? Se dovessi usare un termine un po' accademico, quelli più incasinati. Ebbene, arrivavano su questa casella di posta elettronica dove io non vedevo cognome e nome, però c'era tutta la descrizione e tutta la documentazione che presentavano queste persone per non, diciamo così, fare la vaccinazione. E c'erano dentro tantissimi operatori sanitari che non volevano, diciamo, rispettare l'obbligo. Nonostante l'obbligo ci fosse, però prevaleva, diciamo, il diritto al lavoro. E di conseguenza noi avevamo al San Martino, ad esempio, 4 tecnici o tecniche di laboratorio, i quali durante il periodo del Covid non potevano stare in laboratorio perché, non parlo del laboratorio dove lavoravo io, in generale, potevano stare in laboratorio perché c'era il Covid e quindi erano a fare, come si dice, delle fotocopie, cioè erano i palazzi amministrativi. Eppure la vaccinazione era obbligatoria. La legge 119 del luglio 2017 definisce l'obbligatorietà per 10 vaccinazioni: difterite, tetano, pertosse, emofilo, epatite B e polio, no? Quindi il vaccino esavalente per tutti i nuovi nati, più
morbillo, parotite, rosolia e varicella. L'obbligatorietà in realtà c'è, ma fino ai 5 anni, perché dai 6 anni in avanti, quindi non frequenti l'asilo nido se i tuoi genitori non ti fanno vaccinare e non frequenti la scuola materna. Arrivato a 6 anni prevale il diritto allo studio e quindi anche i bambini non vaccinati avevano il diritto allo studio. Quindi l'ultimo obbligo che veramente ha funzionato è stato la vaccinazione, la 165 del maggio 91, vaccinazione contro l'epatite B per tutti i nuovi nati e per i dodicenni nei primi 12 anni di applicazione, e lì effettivamente però eravamo ancora e pensa che quella legge del 1991 portava la firma dell'onorevole De Lorenzo, che era quello che poi nel periodo di Tangentopoli 92-93 insieme a Poggiolini e compagni è finito in galera proprio per altri motivi, però questo, no? Sto per dire. Allora, mi sembra che sia quindi cambiato un po' l'atteggiamento tra il 1990, in cui dici che le vaccinazioni sono andate a compimento, rispetto a quello che è successo attualmente durante il Covid. Qual è la motivazione che sta sotto tutto questo? Sì, è cambiata la società, i social, insomma un po' tutto. Il dottor Google non se lo fa mancare nessuno e quindi è difficile distinguere tra buona informazione e cattiva informazione. E poi a un certo punto chi è che ha la credibilità per dire, no? Pensate adesso, alle nostre virostar, no? Nel periodo del Covid. Se la virostar X diceva grigio, l'altra diceva bianco perché quello aveva detto grigio, no? Lo zanzarologo, come l'ha definito qualcuno, l'esperto di zanzare, perché rappresentava un certo tipo di linea di pensiero, e qualcun altro che ne rappresentava un'altra. Quindi alla fine non c'è niente di peggio. Se io vado al bar sport e apro la Gazzetta dello Sport e leggo Genoa l'anno prossimo lotterà per la Champions, poi vado sul Tutto Sport e dico Genoa l'anno prossimo rischia la B, dico dove sta la verità? È vero, Sì, è non vero. c'è una credibilità. Questo è vero, perché tutti conosciamo la problematica dei social, la scarsa informazione, o più che scarsa informazione, l'eccesso di informazione che ben sappiamo. Ma qua di mezzo c'è la vita dei figli, la salute dei figli, la salute di noi stessi, che mi sembra che devono essere su un piano superiore, mi sembra personalmente. Sì. Non lo capisco, ecco, diciamo una questione. Però vedi, perché se noi prendiamo, lasciamo perdere adesso l'obbligo o non obbligo, però le vaccinazioni nei primi 2 anni di vita, abbiamo anche in periodo di Covid, hanno tenuto, non eravamo al 95%, però 91, 92, 93 nuovi nati su 100 venivano vaccinati, indipendentemente dal fatto che fossero obbligatori o meno. Cominciamo veramente a vedere il crollo nell'adolescenza, perché mentre i genitori portano i loro neonatini effettivamente e riconoscono ancora oggi il valore, in questo caso delle vaccinazioni, arrivato a 12 anni vaccinazione di papilloma, ma il mio bambino, la mia bambina a 12 anni vorrei mica che faccia quelle cose lì, e quindi meningite, ragazzi, meningite da meningococco, la parola fa paura, eppure la vaccinazione antimeningococcica, che è prevista ai 12, 13, 14 anni contro il tetravalente, abbiamo coperture che sono intorno al 65-70%, eppure la meningite è una parola che fa paura, però arrivati a un certo punto della vita non si riesce più a incidere. Sì. Per tante malattie non c'è neppure più la percezione del pericolo, perché come diceva, quando è arrivato il vaccino antipolio, noi vedevamo, io ero una ragazzina, la mia compagna di banco, ogni estate ha avuto la polio ed è tornata a scuola con una grave deficit. Adesso non se ne parla più. Al Gaslini c'era un padiglione intero per la polio, ce n'era uno per il morbillo, uno per la varicella e un altro per la TBC. Però queste cose sono scomparse, perché io quando nei primi anni della mia professione raccoglievo tantissimi casi e vedevo tantissimi casi
di meningiti, di encefaliti, eccetera, che poi sono andati riducendosi e la popolazione non si rende più conto di quale rischio sono dati da queste malattie, che riempivano con bambini gravi i reparti di malattie infettive, perché non le vedono più, perché sono vaccinati, ma bambini con ascessi cerebrali in quantità, con encefaliti che rimanevano con gravi deficit, tantissimi. Io raccoglievo questi casi ed erano centinaia, lavorando in malattie infettive al Gaslini, chiaramente un ospedale che richiamava malati di questo genere. Adesso la sensazione della paura per queste malattie non c'è più. Perciò dico, vabbè, cosa c'è? Sì, non capiterà a me, ma non c'è mica, ma figuriamoci, ci sono gli antibiotici, non bastano. Sì. Quando dicevamo vittime dei loro successi i vaccini, scomparse le malattie, cioè se io parlo oggi a un ventenne di poliomielite sostanzialmente, A momenti non sa neppure cosa sia, certo. non l'ha vissuta. Però secondo me c'è una mancanza comunque di comunicazione, di informazione da parte del personale scientifico che si occupa di queste cose e da parte del mondo sanitario, ma anche del Ministero della Salute, cioè a livello delle scuole, a livello di conferenze, quello che cerchiamo di fare noi come Accademia facendo conferenze su vari argomenti, eccetera. Purtroppo però questo livello di informazione è ancora molto basso e non è facile convincere le persone, i genitori per esempio, a fare la vaccinazione se il figlio sta bene, dice ma io perché lo devo fare? Non riusciamo a veicolare più di tanto l'importanza invece di fare questi vaccini. E anche senza rendere obbligatorio le vaccinazioni, in qualche modo potrebbe essere utile una campagna per cui dal Ministero della Pubblica Istruzione e del Merito adesso, e dico ci sia invece l'obbligo di fare informazione nelle scuole. Sì, è vero. Chiedo scusa, è un costo da tanti punti di vista per la formazione dell'insegnante, per la sistematica organizzazione di tutto ciò e poi temo che abbia anche una valenza politica. Siccome è un tema, come ha appena detto il relatore, molto divisivo, non si presenta in questo momento uno Stato autorevole, perché se a livello istituzionale elevato venisse assunta una netta posizione, questo significherebbe richiedere, diciamo, da una parte un assenso o un contrasto e quindi si preferisce lasciare alle cosiddette fake news. Il mio timore, chiedo scusa in questa mia osservazione banale, è che diventi sempre più un fatto elitario. Sì, sicuramente ha centrato anche il problema su quello, quando io ho detto all'inizio, argomento divisivo. Vi ho fatto vedere il piano nazionale 2023-25. C'era scritto, se avete fatto caso, sotto, aggiornato al 21 marzo 2023. Lo sapete quando è stato pubblicato in Gazzetta? Ad agosto, settembre. Lo sapete? E questo piano era lì fermo, perché il piano precedente era 2017-19. Poi è vero che c'è stato la pandemia, eccetera, però dal 2021 che era pronto, poi via via è stato aggiornato. Perché siamo arrivati quasi alla fine del 2023? Perché in conferenza Stato-Regioni, cioè perché lo Stato fa, poi in conferenza Stato-Regioni ci voleva, diciamo così, l'accordo. Allora, a seconda del colore politico delle regioni, a seconda di cosa ci si fermava dicendo, no, qualcuno diceva voti e non voti, quindi non erano proprio questioni di tipo. Poi è subentrato il discorso di tipo economico, come dire, ma se tu mi introduci una vaccinazione contro il meningococco di tipo B, chi mi dà i soldi per pagare la cosa? Non pensando che
l'Italia è uno dei paesi che in prevenzione investe meno rispetto al PIL. Però sono tutte considerazioni che poi alla fine si riverberano sull'atto finale. E quindi, giusto la campagna. Sapete qual è stata una campagna di informazione che ha avuto molto successo? Quella che passava per televisione sul fuoco di Sant'Antonio, quella che arrivava con l'estintore. Ma perché? Perché quelli della nostra età la televisione la guardano. Ma se devo fare una campagna di vaccinazione sul papilloma che è indirizzata a dei giovani e a degli adolescenti, io, cioè, cosa se ne fregano, scusate, del vecchio trombone accademico, lo dico in questa sede, che va su Instagram o su TikTok, anzi se ci vai ci fai ancora la figura del fesso, dice ma chi è quello lì? Cioè bisognerebbe trovare dei testimoni delle persone che sanno toccare le corde giuste, però anche lì se non c'è la volontà. Ah, anche. Parla di questo, voglio dire che è uscito un bellissimo volume di un filosofo tedesco qualche tempo fa che si intitola Infocrazia e che parla proprio della criticità che abbiamo delle fake news e cioè la sostituzione della democrazia con l'infocrazia. Suggerisco, se qualcuno vuole approfondire questo argomento, è semplicissimo, facile da leggere, da comprendere ed è fantastico. Io mi sono trovato in crisi per l'infocrazia facendo l'editor di riviste scientifiche e mi sono ritrovato, è veramente così, è un volumetto piccolo, su Amazon si trova velocemente. Grazie del suggerimento. Grazie. Bene, direi che Epidemia, l'infocrazia ci aiuta, bravo Mario. Direi che se non ci sono altre domande ringraziamo il professor Riccardi. Vi ricordo che facciamo anche un applauso al professor Riccardi. Voleva fare una domanda? Che anche l'introduzione della vaccinazione obbligatoria contro la poliomielite fu contrastata, sfruttando anche l'incertezza che esisteva tra vaccino Salk e vaccino Sabin. E il ministro della Sanità, Giacomo Mancini, che fece una battaglia per introdurla, poi volle ricordare in un'intervista che in quel caso il Presidente della Repubblica, Antonio Segni, che pure era contrario, era diffidente nei confronti del governo, lo appoggiò. Ecco, ebbe l'appoggio del Presidente della Repubblica, ma fu contrastato. Grazie. Giusto, grazie. Vi ricordo che la prossima settimana avremo ben 3 conferenze, oltre al lunedì prossimo in cui avremo Mauro Taiuti, un fisico della nostra università, che ci parlerà dalle profondità dello spazio agli abissi del mare, il lungo viaggio dei neutrini. Però poi mercoledì avremo una conferenza di una specialista in archeologia messicana che ci parlerà degli studi sulla matematica all'epoca delle popolazioni Maya o qualcosa del genere, e delle precolombiane. E poi avremo ancora invece giovedì 23 maggio ci sarà invece una conferenza che rientra nel filone delle conferenze per l'anno del Medioevo del professor Massimo Oldoni, professore dell'Università di Roma La Sapienza, 6 personaggi oltre il Medioevo. Grazie a voi e buonasera.